Ben ritrovati con il TG Flash di Noi Sicilia. Il piano di sicurezza per la festa di Sant'Agata è stato presentato nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti con l'obiettivo di garantire la sicurezza dei partecipanti e dei fedeli durante l'evento, previsto con una partecipazione record dopo 2 anni di pandemia. Sarà necessario limitare il numero di ingressi per questi eventi con la presenza di operatori di sicurezza che utilizzeranno il contapersone per verificare la capienza massima. L'aeroporto di Trapani Birgi ha registrato un record di passeggeri a gennaio 2023 con 43.293 passeggeri transitati, pari a un aumento del 56% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'aeroporto sta registrando una crescita costante. Il coefficiente di riempimento medio dei voli Ryanair è stato dell'81% circa, con Torino che ha raggiunto l'85%, seguita da Roma e Bergamo con l'83% e l'82%. La Polizia di Stato ha arrestato un giovane palermitano ieri pomeriggio per aver tentato di rubare 4 batterie di alimentazione da un ripetitore di telefonia mobile. Durante l'interrogatorio il giovane ha affermato di essere un operaio specializzato in telecomunicazioni e di aver rubato le batterie da un sito del gestore poiché aveva le chiavi per accedere alla cabina dove erano riposte. I militari dell'Arma dei Carabinieri di Messina hanno riscontrato violazioni nelle normative del settore, in particolare la mancanza di misure di sicurezza per prevenire i pericoli di caduta da ponteggi e piattaforme, noti come pericoli di lavoro in quota, e la mancanza di misure di prevenzione incendi. I proprietari della società sono stati entrambi rinviati e sono state irrogate sanzioni amministrative per oltre 28.000 euro. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle ore 20.